Buongiorno dall'Orea con Andrea Marangon, consigliere e delegato per lo sport, per un'iniziativa interessante con tantissimi motociclisti. Come mai, Andrea? Ci troviamo qua in Piazzale Europa, che di solito a settembre vede le giostre, e qui nel mese di marzo e nel mese di ottobre il nostro concittadino Andrea Maida, istruttore federale di guida sicura su moto, ex campione italiano internazionale di Speedway, svolge corsi di guida sicura. Tra l'altro non solo motociclisti del Polese, ma da tutta Italia che vengono per questi corsi. Fortunatamente per Andrea, lui svolge i corsi da marzo fino ad ottobre, e praticamente in 5-6 giorni mi diceva, perché ci siamo sentiti tanto per il discorso di tutta la burocrazia che riguarda l'utilizzo del piazzale, ovviamente perché è un piazzale pubblico di uso comunale, e Andrea in 5-6 giorni ha esaurito quelli che sono i posti disponibili per usufruire del corso. Lui non fa solo corsi su piazzale, ma anche a livello turistico. Vedi il giro sui Colli Euganei e del Delta del Po il sabato, adesso nel mese di marzo, e la domenica su piazzale, e invece gli altri mesi da aprile in poi farà in Toscana, in Trentino e in altre zone d'Italia, e comunque sia ci sono tante persone che vengono da tutta Italia per usufruire dei suoi corsi. Ecco, faccio vedere un pochino il suo abbigliamento, quindi lei è motociclista convinto e ha imparato qualcosa da questi corsi? Allora, io ho fatto un corso 2 anni fa con Andrea e ti dico la sincera verità, io avevo un'impostazione e con Andrea è cambiata totalmente, e dico a chi è motociclista e ha voglia di imparare a guidare la moto dopo aver fatto la patente, di usufruire di questi corsi, perché credetemi sono veramente importanti. Io ho cambiato totalmente il mio stile di guida. Insieme ad Andrea Marangon anche l'istruttore Andrea Maida, che io ricordo negli anni, in che anni? Anni 90? Ho fatto dal 1986 al 2012 27 anni di gare Speedway, vincendo 21 campionati nazionali, 4 finali mondiali, 2 europei e un campionato austriaco, e dal 2003 ho iniziato a fare l'istruttore corso base, intermedio, pista. I primi anni con la scuola di Capirossi, 10 anni con Ducati DRE, che è la scuola numero 1 al mondo secondo me, e poi 9 anni per le patenti alle ragazze, istruttore federale, e dopo dal 2016 praticamente ho fatto la mia scuola tecniche di guida sicura per insegnare a gestire la moto alle basse velocità e anche su corsi su strada. Perfezionamento tecniche di guida. Lui è decisamente un mito, Andrea. Allora, qual è il difetto? L'unica domanda che ti faccio, il grande difetto dei motociclisti che vengono qua, e cos'è che devi correggere in prima cosa? Allora, il difetto, quelli che vengono qua sono già bravi perché investono nella loro sicurezza, sono da ammirare. Gli errori sono tanti però, perché quando tu impari da solo, non conosci la tecnica, fai molta più fatica che gestendo la moto in situazioni corrette, gestendo la pressione, i freni, soprattutto i freni non sanno usarli bene, gestire la pressione non sanno usarlo bene, quindi quando tu impari a gestire tutti i comandi che hai sulla moto, e alla fine diventa anche divertente guidare la moto, ma però la maggior parte di gente che va in moto pensa solo ad andare veloce e poi non riescono più a fermarsi. La velocità poi anche farla in pista. Su strada sempre controlli adeguati e soprattutto essere in grado di gestire la moto non sbagliando le traiettorie, non invadendo le corsie porte né in entrata né in uscita di curva. Questo è importante, sicurezza e guida preventiva.